Siamo con Angelo Vitiello, presidente della Polisportiva Sandalion, organizzatrice dell'evento Totum Pare, per una seconda tappa di questa manifestazione, una tappa molto diversa dalle altre due, non fosse altro perché coinvolge anche i bambini. Sì, oltre al primo evento delle freccette, questo era molto importante perché dalla parte normotati sono coinvolti tutti i bambini dai 10 ai 15 anni che fanno parte del tennis tavolo Sassari. E di questo ringrazio il presidente Marcello Cilocco che ci ha dato questa opportunità, che ci dà un input per proseguire questo impegno nel futuro. Bambini a parte, questo evento prevede la partecipazione, come abbiamo detto, di paralimpici e normodotati che si affrontano in sport alla pari, e il tennis tavolo, Angelo, è uno di quegli sport dove davvero loro gareggiano alla pari, hanno le stesse possibilità. Sì, ma questo era il nostro scopo del progetto Totum Pare, poter far gareggiare normodotati e disabili, ma perché dobbiamo ragionare tutti che un disabile o no è un atleta e basta, questo è il nostro obiettivo.